Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Lampedusa, isola simbolo del dramma dei migranti, commenta la stretta del governo su espulsioni e falsi minori e l'assenza di un piano europeo per l'emergenza. Oggi l'autopsia sul corpo di Annalisa, l'ultima vittima di femminicidio, ieri a Pantelleria in tanti alla marcia silenziosa contro la violenza sulle donne. Amore tossico, la storia di una giovane mamma che ha denunciato il marito che l'aggrediva, il suo grido di dolore, un errore perdonare, un uomo violento non cambia. Famiglie disperate a Ballarò, è il crack, la nuova droga che semina morte tra i giovani. L'azienda sanitaria si mobilita anche con un camper nel quartiere. Ponte sullo Stretto, la maggioranza di governo smentisce Salvini. Niente cantieri aperti nel 2024. Nessuno conferma i tempi per la realizzazione della mega infrastruttura. A Catania il magnifico ottantenne Mick Jagger in gran forma ammira lo splendido barocco della città dell'elefante. Mi sono divertito, scrive entusiasta sui social. E adesso vedete la pesca che divide. Calcio, il Catania prepara la trasferta di Caserta e deve fare i conti con un'infermeria ancora affollata. Agli indisponibili delle ultime gare si aggiunge Livieri che salterà almeno 4 partite. Bentrovati, situazione al momento calma a Lampedusa, l'isola epicentro dell'emergenza migranti. Andiamo subito in diretta proprio a Lampedusa con Luca Ciliberti. Lampedusa in questo momento è un'isola senza migranti, è un'isola dove nelle ultime 24 ore non è approdato nessuno, non ci sono stati soccorsi né al largo né ovviamente a terra con gli arrivi. Alle mie spalle l'hotspot di Contrada Imbriacole, il centro d'accoglienza conosciuto in tutta Europa, oggetto di visite in questi giorni di numerose delegazioni di parlamentari e di personalità politiche e professionali, per vedere com'è la situazione del centro dopo la gestione della Croce Rossa. Dicevo, non è arrivato nessuno, ma è una condizione che potrebbe essere davvero temporanea, perché ci dicono da queste parti il mare è tornato calmo e probabilmente già da stasera potrebbero continuare ad arrivare i barchini che non si sono visti in queste ore. Nel frattempo però la questione è diventata tutta politica. Intanto il governo ha varato nel Consiglio dei Ministri una nuova stretta sugli migranti. Sentiamo il servizio che riassume un po' tutti i provvedimenti del governo Meloni. Il governo vara una nuova stretta sull'immigrazione. Il decreto approvato in Consiglio dei Ministri prevede espulsioni più facili, più controlli sui visti di ingresso e la verifica dell'età dei minori non accompagnati. Il provvedimento interviene in materia di soggetti pericolosi, come li ha definiti il ministro Piantedosi, stabilendo che i cosiddetti soggetti lungo soggiornanti, ovvero coloro che hanno un permesso di soggiorno illimitato in quanto in Italia da più di 5 anni, possano essere espulsi per motivi di ordine pubblico. Le espulsioni potranno avvenire su decisione del prefetto anche per gravi motivi di pubblica sicurezza. L'espulsione scatterà anche per chi è destinatario di una misura disposta per pericolosità sociale. Saranno inoltre potenziati i controlli sui visti al fine di scongiurare tentativi di immigrazione illegale attraverso falsi documenti. Un'altra novità è che in situazione di rilevante afflusso, se non c'è disponibilità di strutture per i minorenni, chi ha più di 16 anni potrà essere accolto su decisione del prefetto anche in centri ordinari, ma solo in via provvisoria e per non più di 90 giorni. Per verificare l'età dei migranti che dichiarano di essere minori, inoltre saranno adottate anche i rilievi antropometrici e anche radiografici, i cosiddetti raggi X. E questo dal punto di vista della politica interna, cioè il governo si è riunito e ha varato questa stretta. C'è anche una questione di politica internazionale. Giorgia Meloni ha scritto ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, i cosiddetti Med 9, per studiare una strategia comune da portare al prossimo Consiglio europeo di fine ottobre. Si chiede in sostanza appunto di lavorare insieme per gestire questi flussi. Qui a Lampedusa in realtà noi testimoniamo insomma quello che sta avvenendo in quest'isola. Quest'isola ancora è un'isola dove ci sono i vacanzieri, il bel tempo lo permette, un'isola piena
piena di turisti, che non vive in realtà, così come non lo ha mai vissuto in 30 anni, il clima di emergenza e immigrazione. Altro è però quello che poi raccontano ovviamente i politici. Ieri, a proposito dei CPR, è venuta in visita la delegazione del Partito Democratico, abbiamo sentito il senatore Boccia, il capo dei senatori del Partito Democratico al Senato, il suo punto di vista, il punto di vista del partito appunto su questa questione dei centri di permanenza e rimpatri. CPR, 5.000 euro e i minori non accompagnati, insomma. È la loro idea di società, cioè di una società che vive sulla propaganda. Non ho mai visto un migrante arrivare con una fideiussione in tasca. Mi preoccupano i minori non accompagnati, non aiutati e mandati via dove capita, perché è una cosa disumana. E il dato oggettivo è che con il governo Meloni è aumentata anche l'insicurezza, nel senso che se quando porti via le persone a Lampedusa drammaticamente e poi le metti nelle periferie dove ci sono già altri problemi, quelle periferie diventeranno invivibili. Noi siamo in realtà vigili, dicevo, è possibile che arrivino e ci siano degli arrivi in giornata. La Croce Rossa, come vedete, si sta riorganizzando, il centro è stato praticamente bonificato dopo i giorni infernali della settimana scorsa, dove tra arrivi e trasferimenti, ci dicono, sono arrivati 13.000 migranti in pochissimi giorni. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Luca Ciliberti in diretta da Lampedusa. Le altre notizie: Pantelleria marcia in silenzio solidale con la famiglia di Annalisa, l'ultima vittima di femminicidio in Sicilia. Oggi l'autopsia della donna data alle fiamme dal compagno. Laura Spanò. Programmata per oggi l'autopsia sul corpo di Annalisa Fontana, la 48enne di Pantelleria, morta dopo 3 giorni di agonia nel centro Grandi Ustino del Civico di Palermo. E intanto ieri sera la comunità isolana si è stretta attorno alla famiglia di Malta Fontana e si è ritrovata in piazza Cavour per manifestare il proprio dissenso alla violenza sulle donne. Voglio fare appello a tutte le vittime di violenza subita o assistita nei confronti della donna. Anche a Pantelleria esiste un servizio comunale chiamato Prince, di pronto intervento sociale, che si occupa anche di queste delicate situazioni, violenza domestica e familiare, con la possibilità di un alloggio protetto, ove le vittime vengono assistite da operatori professionali. Esiste un numero verde a cui potersi rivolgere per poter ottenere un primo contatto con queste figure, che possono già sostenere e supportare le vittime di violenza. Questa sera la nostra comunità si mostra unita e si stringe al forte dolore della famiglia Fontana e di Malta. Pantelleria ferita piange e si unisce in un sentito, accorato dolore. Un corteo silenzioso ha attraversato le vie della cittadina, una marcia senza alcun colore politico, ma che ha visto insieme un'intera comunità ancora sotto shock per quanto accaduto ad Annalisa, uccisa brutalmente da chi doveva prendersene cura, un uomo, o meglio un maschio, che considera la donna un suo possesso da poter distruggere. E il comune intanto fa sapere che si farà carico di tutte le spese per il trasporto del feretro, la celebrazione del funerale e dell'oculo nel cimitero dell'isola. Adesso la storia di una giovane mamma che ha denunciato il marito che l'ha maltrattata e aggredita. Alle altre donne dice: un errore a perdonare, un uomo violento non cambia. Giusy Lazzara. Storia di Eva, il nome è di fantasia perché da mesi vive in una casa protetta da quando ha deciso di denunciare il marito violento. La incontro col suo bambino di quasi 2 anni. Nata in un paese del Nord Africa, conosce un siciliano e così inizia la loro storia insieme, fino al matrimonio. Quando lei aspettava il bambino, lui ha cominciato a bere. Si distrugge la casa, si distrugge le finestre, si distrugge il mobile, anche si usa la violenza fisica che dice tutto il tempo: ti ammazzo, ti tagli i pezzi, ti tagli la testa. Lui cerca di farti sentire male e paura di lui. Mesi bui per Eva, che ha avuto però la forza di dire no a quel matrimonio diventato tossico. Quanto è difficile denunciare? Quando ho toccato la cosa a mio figlio, ho preso tutte le forze per proteggerlo e è andata a denunciarlo. È difficile, ma
la cosa che si tocca, ho capito che questa cosa non è un modo di vivere. Un periodo difficilissimo, racconta la giovane mamma, poi l'arrivo in comunità e la rinascita. È una cosa tanto bella per la donna. Lavoro che apre tutte le porte, ti lascia indipendente, lontane dalle maschere, lontane di tutto. Il lavoro è che ti lascia un persona attivo nel sociale. Io vorrei solo dare un consiglio alle donne che si sentono queste minacce come ho sentite io. La vita con un violento, sia psicologico sia fisico, non è una vita, non è un amore, non è un rispetto. E non c'è amore senza rispetto. Le donne non si perdona, se tutto, ma questo è un grande errore che può una donna fare nella vita con un violento, perché lo violento non si cambia. Condanna definitiva a 2 anni per omicidio colposo della ginecologa ritenuta responsabile della morte della piccola Nicole in una clinica di Catania nel 2015. Assolti però gli altri medici. Non abbiamo avuto giustizia, scusaci, scrive in un post la madre Lorena Dolci. Scusate, abbiamo avuto un piccolo problema, speriamo di potervi mandare presto il servizio completo. Famiglie disperate a Ballarò. È il crack, la nuova droga che semina morte fra i giovani. L'azienda sanitaria si mobilita anche con un camper nel quartiere. Marco Gullà. Quelli che vedete sono i vicoli di Ballarò a Palermo. Di giorno sono così, ma al tramonto diventano corridoi di morte. L'emergenza crack in questo quartiere aumenta mese dopo mese, lo spaccio è H24. I ragazzi muoiono per terra. Un fenomeno che al momento è stato sottovalutato, ecco perché alcune associazioni come SOS Ballarò o singoli cittadini stanno portando avanti un disegno di legge per permettere l'istituzione di drop-in, di centri di prossimità e assistenziali per agganciare i tanti assuntori di crack. Questa legge è attualmente in discussione al Parlamento siciliano e speriamo che venga approvata al più presto perché ce n'è un urgente bisogno e che venga finanziata affinché i servizi necessari siano finalmente disponibili e quindi si possa dare una reale speranza di uscita alle famiglie e alle persone e alla città intera che si trovano in questa situazione così difficile. Una legge quindi per fronteggiare quella che è ormai un'emergenza atavica per la città. Molte famiglie a Ballarò sono disperate, i figli rubano anche in casa per comprare le dosi di crack. La richiesta di queste associazioni è anche quella di istituire centri a bassa soglia per accogliere i tossicodipendenti. Una battaglia contro la burocrazia per promuovere una legge che debba essere poi finanziata dalla regione. Tra coloro che si battono c'è anche questo farmacista. Lui, il figlio, lo ha perso circa 1 anno fa a causa proprio del crack. Si sta lavorando intanto per fare informazione nelle scuole per i ragazzi, soprattutto per i minorenni che sono quelli più interessati da questo fenomeno, e poi abbiamo iniziato a incontrare questi giovani, come ho accennato, in degli studi medici che generosamente hanno dato degli spazi in comodato d'uso gratuito, e già 15 ragazzi hanno iniziato dei colloqui per iniziare delle possibili terapie di disintossicazione. Intanto anche l'ASP di Palermo, tramite un camper ogni giorno nel cuore di Ballarò, prova ad intercettare ragazzi in difficoltà, cercando di salvarli da questo tunnel che in molti casi è senza uscita. Sempre a Palermo, una donna di 76 anni ha perso la vita questa mattina mentre attraversava Viale Lazio all'incrocio con Via delle Alpi. È stata investita da un camion dell'esercito, inutili soccorsi. La donna è morta sul colpo. Ponte sullo Stretto, l'apertura dei cantieri per la prossima estate viene annunciata da Salvini e subito smentita dalla stessa maggioranza. Nessuno conferma il cronoprogramma dell'opera che dovrebbe cambiare il panorama di Messina. Lorena Dolci.
Quando si farà il ponte sullo Stretto? Salvini ne è sicuro, apertura cantieri nell'estate del 2024, ma la sua stessa maggioranza si affretta a correggere e a smorzare gli entusiasmi, uno scetticismo che non dà nessuna conferma sulla posa della prima pietra dell'opera di cui si parla da 50 anni. Resuscitata la società Stretto di Messina, riesumato il progetto, il fantasma del ponte continua ad aleggiare. Ieri in videocollegamento con Catania, in occasione del centenario dell'Ordine degli Ingegneri, Salvini aveva annunciato il cronoprogramma. L'obiettivo, dicevo, è aprire i cantieri dopo 52 anni di parole nell'estate anno del Signore 2024. A gelare applausi e entusiasmi è arrivata però la risposta di Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Dubito, dice, che il prossimo anno saremo già agli appalti. Prudenzialmente posso pensare che nel 2024 ci possa essere il progetto esecutivo. Se non è una smentita, poco ci manca. Insomma, la questione resta sospesa, proprio come il ponte, tra grandi annunci e frenate. Salvini ieri aveva ipotizzato non solo l'inizio dei lavori, ma addirittura la data di inaugurazione. Chiusura cantieri 2032 e a Dio piacendo, perché ovviamente non è tutto fattore umano, però l'obiettivo è che il primo treno, la prima auto, la prima moto, il primo camion attraversino il collegamento stabile non Messina-Villa San Giovanni, quello è il corridoio Palermo, Roma, Milano, Berlino, Stoccolma entro il 2032. Non si fanno nomi, ma in serata arriva anche il rimbrotto della Premier Meloni. Servono atti concreti, basta cercare consensi. Di certo c'è solo che l'aggiornamento del progetto esecutivo dovrà essere concluso entro il prossimo 31 luglio, definendo i costi dell'opera. Al momento le stime del governo parlano di 13 miliardi e mezzo solo per il collegamento e altrettanti per i collegamenti ferroviari. Pezzo di prima. Possiamo mandare il servizio che poco fa non era pronto tecnicamente, prego. Dopo 8 anni e quasi 8 mesi la nostra lotta è finita. La nostra bambina non ha ottenuto la giustizia che meritava. Mi dispiace, mia piccola Nicole, scusami. Si rivolge direttamente alla sua bambina morta nel 2015, poche ore dopo il parto alla clinica Gibino di Catania. La mamma, Tania Egitto, lo fa con un post su Facebook, commentando con parole amare la condanna definitiva a 2 anni della sola ginecologa dello staff medico che la seguiva. In tutti questi anni, scrive, mi sono aggrappata alla speranza che un giorno avremmo avuto giustizia, che la verità avrebbe vinto, che forse avrei trovato un po' di pace, ma in realtà mi sono illusa. L'unica realtà è che noi abbiamo perso la nostra Nicole, nostra figlia. Noi abbiamo perso e basta, perché la condanna della sola ginecologa per noi non è giustizia. Ieri la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania. È diventata quindi definitiva la condanna a 2 anni per omicidio colposo e lesioni personali colpose della ginecologa Maria Ausilia Palermo. Escono invece definitivamente dal processo il neonatologo, l'anestesista e l'ostetrica che erano stati accusati di falso e ora sono stati assolti. Secondo l'accusa, la ginecologa di fronte ai primi segni di malessere non avrebbe effettuato monitoraggio adeguato della partoriente e poi non sarebbe intervenuta con il parto cesareo. Quindi la corsa in ambulanza verso l'ospedale di Ragusa, ma inutilmente. La tragedia colpì enormemente tutta Catania. In questi anni la coppia ha avuto altre 2 bambine bellissime. Adesso noi respiriamo per loro il nostro ossigeno, ma con un dolore perenne al cuore che tantissime volte ci toglie il sonno, scrive ancora la mamma. Torniamo a Lampedusa, dove si è aperta la festa regionale dell'Unità, che in queste ore poi si trasferisce ad Agrigento. Luca Ciliberti. Con il dibattito sul tema SOS Europa ha preso il via a Lampedusa la festa dell'unità regionale organizzata dal Partito Democratico Siciliano, che quest'anno si è tenuta in provincia di Agrigento per celebrare la scelta della città dei Templi capitale della cultura 2025. È una scelta condivisa non soltanto dal Partito regionale ma anche dalla nostra segretaria nazionale per testimoniare la vicinanza del Partito Democratico ai lampedusani e a quest'isola che da anni e anni accoglie migliaia e migliaia di migranti. La festa dell'unità si svolgerà a Villa Bonfiglio fino a sabato prossimo, una 3 giorni fitta di incontri, dibattiti, confronti che darà spazio e voce ad iscritti e militanti per discutere dell'agenda di opposizione al governo Schifani con la partecipazione di esponenti nazionali, regionali e locali del Partito Democratico. Noi come opposizione è chiaro che veniamo da una difficoltà, ci sono 3 minoranze che sono 3 opposizioni, mi sembra che il Partito Democratico stia facendo le sue battaglie all'interno
all'interno dell'Assemblea siciliana. Da Eli Schlein, che terrà il comizio di chiusura sabato 30, a Stefano Bonaccini, a Deborah Serracchiani, fino a Peppe Provenzano e Marco Meloni, da Anna Maria Furlana, Antonio Nicita, Valeria Ferranti e Antonello Cracolici. Insomma, una serie di nomi che vedranno tutti insieme il Partito Democratico riunirsi e rimettersi insieme per celebrare la festa dell'unità, ma per lanciare anche la volata alle europee del 2024. Ed eccoci a ditelo al vostro TG, i WhatsApp dei nostri ascoltatori sulle cose che non vanno. Catania non brilla per efficienza nel verde pubblico, nel Parco Falcone predominano degrado ed anarchia. Torino De Mana. L'immagine simbolo potrebbe essere questa, un cartellone a metà con la foto di Giovanni Falcone, a cui è intitolata la villa, una villa dove degrado, indifferenza ed anarchia la fanno da padrone. Nonostante gli sforzi dell'amministrazione comunale, il parco, che vedete sembra terra di nessuno, persino lo slargo, un tempo utilizzato per fare attività sportive, somiglia più ad un salotto con arredi sui generis, tavolini improvvisati ed un sedile in ghisa che qualcuno ha adattato dopo averlo sradicato da una vecchia panchina MTS. Sì, in effetti questi sono i residui da parte di qualche hippie, una volta si chiamavano hippie, oggi non lo so come chiamare, di questi sfaccendati che vengono qua a fare chissà che cosa. È veramente frustrante per un genitore poter disporre di spazi puliti, decentemente attrezzati per passare un po' di tempo con i bimbi, insomma. Tra le aiuole decisamente poco curate spunta anche un vecchio cordolo stradale che nessuno vede, in primis chi si occupa della pulizia della villa. Completano il quadro la pavimentazione dissestata in più punti e gli arredi, molti dei quali distrutti dai vandali o comunque deteriorati dal tempo. Anche qui la cura degli alberi è carente, con grossi rami che sporgono su via Sassari in prossimità dell'istituto Dante Alighieri e pendono come una spada di Damocle su ignari passanti. Non è molto prudente perché chi ci passa, perché chi porta i bambini a spasso, ci dovrebbero essere fatte delle manutenzioni a quanto pare, perché non è sicuro. Dal basso e dall'alto il pericolo è sempre dietro l'angolo. Mi sono divertito a passare un po' di tempo in Italia, così Mick Jagger in un post sulle sue pagine social, corredato da una serie di foto che lo ritraggono a Catania. È in grande forma, malgrado i suoi 80 anni. Centinaia i commenti entusiasti dei suoi fan, il leader dei Rolling Stones si è fatto fotografare al Castellursino, come vedete, ma anche all'Ostello, tra murales, moto, auto, nelle luci notturne della città. Ormai da tempo Mick Jagger è un assiduo frequentatore della nostra isola, dove ha già trascorso diversi mesi in vacanza, sia di recente che durante il periodo del Covid, senza trascurare il lavoro e anzi approfittando per registrare proprio qui in Sicilia le tracce di alcuni brani contenuti nel nuovo album appena uscito degli Stones. La pesca della discordia. Lo spot di Esselunga spacca la politica e fa discutere. Sullo sfondo il malessere e il disagio dei figli di genitori separati e la loro speranza di vedere insieme i genitori. Torino De Mana. Più che una mela è la pesca, il frutto della discordia. Spacca la politica, piace alla Meloni meno alla sinistra e fa discutere il recente spot di Esselunga che ha per protagonista una bambina, figlia di genitori separati, che prima fa comprare alla mamma una pesca al supermercato e poi la porta al papà dicendo te la manda la mamma. Un tentativo di far avvicinare i genitori e che fa emergere il carico di sofferenza della bimba per la separazione. Ma cosa ne pensa la gente? Esiste ancora la famiglia perfetta? Non c'è una famiglia, tra virgolette, normale, però poi la normalità intanto è volergli bene, prendersi cura dei bambini e comunque avere un certo comportamento che poi sia, diciamo, perché loro vanno a copiare i nostri comportamenti. Credo che ormai sia una cosa, diciamo, obsoleta pensare che le famiglie siano solo quelle alla Mulino Bianco. Oggi una famiglia ha diverse forme. La famiglia perfetta non è mai esistita. La famiglia è un tentativo di una cellula sociale basilare della società che deve essere portata avanti perché altrimenti rischiamo lo sfacelo che stiamo vivendo adesso a spese soprattutto dei bambini. Non c'è più il senso di comprensione, non c'è garbo, non c'è gentilezza, non c'è cortesia, non c'è educazione.
Tutti però concordano sulla sacralità dei bambini, troppo spesso utilizzati come arma di ricatto durante burrascose separazioni. La bimba è quella che ne risente perché ha visto sciogliersi questo legame, insomma, e cerca di recuperare. I bambini sono sacri, vanno lasciati nella loro sincera tranquillità. I bambini soffrono proprio della divisione dei genitori e certe volte i genitori li utilizzano e questa è una cosa negativissima. Insomma, questo spot fa discutere anche la gente comune. Ci facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, infermeria piena al Catania in vista della trasferta di Caserta. State con noi. Riprendiamo con il calcio, la Catania prepara la sfida di Caserta, obiettivo riscatto dopo la sconfitta con il Foggia. Non buone le notizie che arrivano dall'infermeria. Marco Carli. Catania alle prese con i numeri negativi e con gli infortuni, ma con una grande voglia di riprendersi dopo l'ultima sconfitta. Partiamo dalla situazione infermeria, dalla tegola Livieri uscito alla fine del primo tempo della partita con il Foggia. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto l'estremo difensore ha evidenziato una lesione muscolare. Nel comunicato della società si legge che le condizioni del portiere verranno valutate nelle prossime settimane. Lo scenario: Livieri salterà la partita con la Casertana, il derby di Coppa Italia col Messina e la gara con il Latina, probabilmente anche quella con la Juve Stabio di metà ottobre. Poi in rapida successione sono previste 4 gare in 12 giorni, recupero di Brindisi, ancora non ufficiale la data del 18, Taranto in casa, Monterosi in trasferta e Avellino di nuovo al Massimino. Durante questo tour de force, dopo circa un mese di stop, dovrebbe far rientro il portiere che nel frattempo sarà sostituito da Betters. A Caserta Tabiani conterà sugli stessi uomini della partita con il Foggia, se si eccettua Livieri appunto, ancora out Dubizkas, Rizzo e Rapisarda, con il difensore che è sulla strada del recupero. Circa una decina di giorni potrebbero bastare per riaverlo a disposizione. Serve ancora tempo pure a Zanellato, appena arrivato in squadra, per ritrovare la forma migliore. Si lavora per concretizzare al meglio le occasioni. Catania è accusato di essere poco incisivo. Qualche dato, come quello sui passaggi filtranti, cioè le verticalizzazioni, vede gli etnei indietro nelle classifiche e supporta la tesi, ma in società si guarda anche con convinzione il fatto che se la fortuna avesse sorriso con Crotone e Foggia, adesso si parlerebbe di altro. Intanto il prossimo avversario degli etnei ha giocato il recupero con il Monopoli, 1-1 il finale di Curcio, il vantaggio dei campani. I pugliesi rimontano nella ripresa con Starita e il quarto pareggio su 4 partite della Casertana in campionato. Ci fermiamo qui, torniamo alle 20, grazie e buon pomeriggio.